7 al via, cavalli di 2 anni, che da domani ovviamente diventeranno 3 anni, quindi è l'ultima corsa per i neopuledri. Brenda Piz, Blanca, Bellatrix Griff, Birba Piz, Bon Chance Italia, Boyce Stecca in prima fila, Boston Trio in seconda. L'errore di Brenda Piz in fase di lancio, parte qualche problema anche per Boston Trio, parte molto piano Bon Chance Italia. E in avvio è subito Birba Piz che sfila al comando nei confronti di Bellatrix Griff che anticipa Boyce Stecca e vorrebbe portarsi su Birba Piz. È stato uno scambio di parole fra Roberto Andreghetti, VP dell'Annunziata, poi Andreghetti gli ha detto di passare e con tutta la gradualità del caso passa Bellatrix Griff in 400 metri, completa il sorpasso in 31, terza posizione per Boyce Stecca, più indietro c'è Boston Trio, c'è Blanca, scusate, in quarta posizione. Intanto esce all'esterno Boyce Stecca dopo i primi 500 metri di gara, va su Bellatrix Griff che si getta improvvisamente di galoppo. 600 iniziali in Numero 3, 47,3, l'errore improvviso di Bellatrix Griff e così Boyce Stecca sfila su Birba Piz, terza posizione per Blanca, poi Bon Chance Italia, ancora Brenda Piz, mentre Boston Trio è in ultima posizione. Completamento in 1-2-2 dei primi 800 metri di gara, continua a guidare il favorito Boyce Stecca che completa i 1000 metri iniziali in 1.17,3, seguito sempre da Birba Piz, ora stappata, mentre in terza posizione c'è Blanca, più indietro gli altri. Cavalli a 400 dalla conclusione, un parziale ora in 14,9 da parte di Boyce Stecca che ha sempre in schiena Birba Piz, in terza posizione Blanca che si avvicina e sposta all'esterno, poi in rimonta anche Brenda Piz dopo l'errore iniziale, sbaglia però anche Blanca. Numero 2, e siamo al completamento della curva finale, squalificato. ingresso in addirittura d'arrivo, in vantaggio si presenta Boyce Stecca, all'interno lo scatto di Birba Piz, al largo Brenda Piz, e in difficoltà Boyce Stecca passa e vince Birba Piz, per il secondo è Brenda Piz che piega a sua volta Boyce Stecca, 31,4 a chiudere, 1,16,8 la media finale, la vittoria per Birba Piz che avevamo visto bene carica in schiena a Boyce Stecca, ma corre alla grande anche Brenda Piz che dopo l'errore iniziale fa su il secondo posto su Boyce Stecca che invece delude nel finale, cala sensibilmente in retta d'arrivo Boyce Stecca dopo aver sfondato in 600 metri sull'arrembante Bellatrix Griff che si è gettata di galoppo, e il successo non sfugge a Birba Piz e Roberto Andreghetti. La quota al totalizzatore di 12,44 per questa femmina in allenamento da Giorgio Gallo. Birba Piz dunque piega Boyce Stecca e controlla il finale di Brenda Piz che sul palo a sua volta piega Boyce Stecca.